Noi siamo qui tutti per creare una cuspide della piramide, che è quella che voi avete visto, che è fatta da atleti come lui. E mi fa piacere che lui oggi sia venuto, lo conosco da tanti anni, è uno dei nostri migliori atleti nello sci alpino, e deve essere un po' uno stimolo per tutti i fantastici ragazzi e per le famiglie e per i sci club che sono qui rappresentati. Lo dico da padovano, come voi sapete io mi sono riproposto l'anno scorso di non essere mai assente a questa festa e ho dovuto rinunciare, mi spiace, a quella di Treviso, ma evidentemente io rappresento questa provincia, pur abitando a Bologna, quindi mi fa molto piacere essere da voi. Questo video Vanni e io abbiamo assolutamente voluto che venisse rappresentato e riproposto, perché rappresenta il lavoro di centinaia di persone e centinaia di atleti. Noi abbiamo, come voi sapete, 400 atleti e circa 300 fra tecnici e allenatori. Questa è la nostra organizzazione e il risultato di quest'anno è stato un risultato importante. Il mondo dei nostri atleti ha conquistato 25 medaglie nei vari campionati del mondo. Sono 6 medaglie d'oro, 11 d'argento e 8 di bronzo, nello sci alpino, nel biathlon, nello sci alpinismo, nella velocità. Ci sono, come avete visto con Dorothea Virer, una Coppa del Mondo generale in biathlon, 2 Coppe del Mondo di categoria, di specialità sempre nel biathlon e una Coppa del Mondo nello sci alpino. 86 podi in Coppa del Mondo complessivi. Dietro a questo risultato, che è un risultato importante, ci sta un lavoro di persone eccellenti, ma ci sta soprattutto la continuità che crea questi atleti, che è data dalla base, perché se non c'è la base della piramide, la cuspide non si realizza in questo modo. E quindi questo è il senso della discussione. Oggi è una festa, ma sappiate che la vostra festa, la vostra attività, il vostro divertimento portano poi i ragazzi come ballerin a tenere alto il valore del nostro paese nel mondo degli sport invernali. Grazie a tutti.